Una facciata esterna molto semplice non lascia presagire lo splendore dell'interno, decorato con stucchi realizzati dalla prestigiosa scuola di Giacomo Serpotta, un gioiello, e la chiesa di San Sebastiano, che tradisce la ricchezza e la potenza economica che questo territorio rivestì in passato nella Sicilia occidentale. L'importanza della Chiesa in questo territorio è testimoniata dalla tradizione organaria. Ha qui infatti sede una delle più importanti officine di costruzione e restauro di organi in Sicilia, quella del maestro Colletti. Rispetto al mondo ecclesiastico, l'organo è un elemento di grande valore simbolico ed economico. Il dinamismo di questo territorio è attestato anche dalla nascita in tempi recenti di uno dei più importanti coltellifici siciliani, quello di Pietro Ragusa, ispirato alla tradizione della vicina Bisacquino. L'economia di queste aree è comunque agricola e rurale, in continuità con l'origine feudale. Alla coltivazione del grano fa specchio la produzione di farine realizzate nel mulino San Giuseppe, che unisce la tradizione antica della molitura a pietra con le nuove tecnologie. Ed è ancora olio, mandorle, frutta, soprattutto la produzione di ciliegia. Il territorio chiusese offre uno degli areali preferiti da questa coltura, con una produzione di elevatissima qualità, che va in maturazione in estate e che supera i 3.800 quintali. L'ecotipo locale più diffuso è la varietà cappuccia, specifica di queste zone. Accanto al consumo fresco, la tradizione della trasformazione delle ciliegie in creme e marmellata ha dato vita ad una fiorente attività artigianale. Una produzione che ha generato anche innovazioni gastronomiche, come la confettura di ciliegia e cioccolato, e consente al distretto della ciliegia, che si è sviluppato sul territorio, di operare oltre il periodo di produzione delle ciliegie, che è altamente stagionale. La tradizione agricola e i moderni insediamenti artigianali conferiscono al paese di Chiusa Sclafani l'appellativo più che meritato di Paese delle Ciliegie.